Buonasera, benvenuti all'appuntamento delle ore 19 con l'informazione di prealpina.it. Subito una notizia di poco fa. L'ex presidente della regione Lombardia ed ex ministro degli interni Roberto Maroni è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico all'ospedale neurologico Besta di Milano. L'attuale candidato sindaco per la Lega a Varese era stato colpito da un malore lunedì 4 nella sua casa di Lozza e subito ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese. Il giorno dopo il trasferimento a Milano per ulteriori accertamenti. La famiglia ha chiesto la massima riservatezza. Sul fronte politico è l'ora delle reazioni alla notizia del rimpasto in giunta regionale annunciato questa mattina dal presidente Attilio Fontana, con l'esclusione di Giulio Gallera per far posto a Letizia Moratti, che sarà, oltre che assessore al welfare, anche vicepresidente del governo lombardo. Mentre Silvio Berlusconi benedice l'ex sindaco di Milano, ho voluto personalmente Letizia Moratti in questo ruolo, a fianco del presidente Fontana, per rafforzare ulteriormente con la sua credibilità e il suo prestigio, l'efficienza e l'autorevolezza della guida della regione, simbolo del buon governo del centrodestra, ha detto l'ex premier. Sono durissime invece le opposizioni, che definiscono tardivo e inutile il rimpasto. In particolare, secondo il capogruppo del PD Fabio Pizzul, il presidente Fontana appare come un uomo solo, sconfessato e commissariato dal suo leader e dalla presenza ingombrante della sua vice. Andiamo ora a Gallarate. È stata fissata al prossimo 31 marzo al Tribunale di Busto Arsizio l'udienza preliminare che unisce tutti i filoni dell'inchiesta Mensa dei Poveri davanti al GUP Natalia Imarisio. Ci sarà anche Nino Caianiello e con lui il sindaco Andrea Cassani, più il gruppo degli imputati che avevano provato inutilmente a patteggiare l'anno scorso. Tra loro l'ex coordinatore gallaratese di Forza Italia Alberto Bilardo, l'avvocato Laura Bordonaro, l'imprenditore Pier Tonetti e l'ex assessore Alessandro Petrone. Ora il punto sull'emergenza Covid. Numeri piuttosto bassi nell'odierno bollettino regionale, sia pure influenzati da una nuova giornata di pochi tamponi. Sono 1963 i positivi di oggi, a fronte di 18.415 test, con l'indice che, dopo il record di 13,7% registrato ieri, si ferma a 10,6%. Altre cifre preoccupano, a cominciare dall'aumento degli attuali positivi, che sono più 435, dai 133 decessi e dai 73 pazienti in più ricoverati nei reparti non di terapia intensiva, mentre in queste ultime si registra un calo di 7 unità. Per quanto riguarda i casi divisi per provincia, oggi Varese rallenta e dopo i 566 nuovi positivi di ieri ne registra solo 144 ed è quinta in Lombardia, ma sempre nettamente seconda nel totale da inizio pandemia con oltre 53.500 contagi. Per chiudere, uno sguardo ai gravi disagi viabilistici che da ieri si stanno registrando a Varese a causa dei lavori per la nuova Esselunga e la conseguente seconda chiusura della bretella in entrata verso il capoluogo. Vediamo il servizio di Marco Croci con le immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. 80 minuti esatti per andare dallo svincolo autostradale di Gazzada fino a Piazza Montegrappa, nel centro di Varese. È questo il tempo medio che si impiega in questi giorni per percorrere un tratto di strada lungo poco più di 7 km. La colpa è dei lavori per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga, che hanno imposto la chiusura della bretella autostradale in ingresso a Varese fino al 30 aprile. Un provvedimento che, con l'obbligo di imboccare lo svincolo di Via Gasparotto, in questi giorni sta provocando gravi disagi. Le alternative comunque ci sono. Per ridurre i tempi di percorrenza è infatti possibile uscire allo svincolo di Buguggiate, proseguire sulla provinciale del Lago e poi salire da Bobbiate. Oppure in tanti stanno scoprendo la variante dello svincolo di Gazzada, che poi attraversando il paese sbuca su via Gasparotto, dove ormai le code dell'autostrada sono smaltite. Su questo tema troverete ampi approfondimenti sulla prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 13 di domani e vi auguriamo una buona serata.